Questa mattina la nonna di un bambino è corsa sotto il mio ombrellone e successivamente gli sono andato incontro e vedendo il bambino che aveva ingerito un tarallo ho praticato la manovra di Heimlich e l'ho aiutato a riprendere il respiro e tutto si è concluso per il meglio. È questo il racconto del bagnino di Bibione Pineta che nelle scorse ore è intervenuto per salvare la vita a un bambino di 4 anni. Il piccolo, appartenente a una famiglia triestina in vacanza, aveva ingerito un tarallo e stava soffocando. Attimi di grande paura nei quali sono stati decisivi la prontezza e soprattutto la preparazione del bagnino, che è riuscito a intervenire tempestivamente e a liberare le vie respiratorie del bambino, evitando conseguenze ben più gravi. Un episodio che riporta l'attenzione sull'importanza della formazione degli operatori in spiaggia. A sottolinearlo è anche Lorenzo Braida, presidente del Sindacato Italiano Balneari del Veneto, intervenuto sulla vicenda. Effettivamente è stato un intervento tempestivo e con grande soddisfazione perché è appena successo, fra l'altro sono ancora scosso anch'io. L'intervento è stato davvero risolutorio e questo ci dà forza nel dire che anche tutta la campagna di formazione che viene fatta anche dall'ASL sulle spiagge per la formazione per le mamme, sta benedetta manovra di Heimlich, non è tempo buttato perché può salvare delle vite. Stamattina io ne ho avuto proprio la prova concreta perché per la prima volta è successo in spiaggia e abbiamo agito secondo quel tipo di procedura ed è stata veramente risolutoria.